Allora volevo chiedere a Mr. Vadera, anche in India c'è una divisione di stati, una confederazione di territori diversi l'uno dall'altro. C'è questo problema della legislazione diversificata, dei dazi diversificati, di una diciamo così, struttura per quanto leggera, perché abbiamo capito che c'è una grande informatizzazione eccetera rispetto ad esempio anche all'Europa, però c'è una difficoltà per le nostre aziende, per le aziende italiane e europee in questo senso? Thank you for the question. I must add here that India seems to be having an edge over perhaps Brazil in this matter. We have as many or perhaps even more states as in Brazil. But the custom laws, the IP laws, and even the laws of the different states as far as courts are concerned are uniform. This is one advantage we have over other countries. So in case there is any company, let it be even an Italian company, which is to protect its technology, its product in India, the laws for the entire country are the same. So the custom laws, the intellectual property laws, and to a great extent even the court practices and the court laws are uniform for the whole country. Ecco, aggiungo un'altra domanda sempre a lei. L'esperienza che avete voi con le aziende italiane o europee sul punto della tutela dei marchi, dei brevetti, della tutela della proprietà industriale, che tipo di rapporto avete avuto, che tipo di approccio, che tipo di esperienza è stata questa per voi? Quante aziende avete assistito e quali sono state le problematiche che avete incontrato? We have represented Italian companies when it comes to automobiles, and Fiat is one amongst them. And I have, in my personal capacity, observed that the collaboration or the merger activities that have taken place in India with the Indian companies have been very successful. And as far as fashion is concerned, almost every Italian fashion brand is in India. And so far, there have been no major problem when it comes to collaboration and working in India with an Indian subsidiary or an Indian counterpart. The major problem which arises is when an European or an Italian company tries to enter India without doing its homework. When I say homework, I mean prior to finding out what is the Indian scenario in terms of the legal structure which relates to intellectual property. A similar situation happened in India where one of my colleagues here on the dais were talking, I guess you were talking about this, when an Italian company approached Brazil and they found their brand was already registered. We had a similar situation in India where not a European company but an American company, a big name, Whirlpool, we all know the name Whirlpool. They tried to enter India about 15 years ago, and when they tried to India, they found that this brand, Whirlpool, was already registered with the government of India as a trademark. So Whirlpool America had a big problem. What to do? Since without the brand, they had no value. They had no existence in India. So, but Whirlpool US did not give it up. They fought before the government office, went up to the Supreme Court, and there is a landmark judgment from the Indian courts which says that even though the American company, or for that matter any foreign company, may have not registered its marks in India, but when it enters India, it finds that somebody else has registered. The company, the American company, has every right to get that Indian mark registered by a wrong Indian company deregistered, cancelled. And this, the Supreme Court said,
and this mark was cancelled, and Whirlpool was able to get its registration in India for the mark, and it is one of the most successful companies when it comes to white goods. When I say white good, it means refrigerators, televisions, and other electronic items. In other words, what I'm trying to say here is that you have to know your rights, and prior to entering India, you have to protect your intellectual property rights, and only thereafter establish a collaboration or a joint venture. Grazie. Allora, giro subito la palla al dottor Pugliero, perché mi sembra un punto importante questo, cioè il fatto di andare nei paesi stranieri senza cercare prima qual è il proprio scenario, senza conoscere i diritti, eccetera. Dalla vostra esperienza di banca con un ufficio di rappresentanza a Mumbai, per cui con una conoscenza del mercato indiano, è così? Le aziende italiane sono poco preparate, vanno un po' allo sbaraglio, devono correggere un po' il tiro? Beh, intanto buongiorno a tutti. Ho sentito parlare i precedenti relatori su vari aspetti dell'approccio al mercato e alla fine si parlava di azioni, no? Riprendendo una frase di un noto pittore, Pablo Picasso, che disse: l'azione è la chiave, l'unica chiave del successo. Quindi insieme alle associazioni di categoria, avvocati, camere di commercio, noi non abbiamo la presunzione, ma comunque la convinzione di essere parte di questi attori, una parte principale. Perché? Perché la finanza, anche se siamo un ufficio di rappresentanza, è la parte essenziale per affrontare un mercato estero. In effetti le esperienze, noi siamo in India da 10 anni, abbiamo l'ufficio, è stato costituito nel 2001, e quello che abbiamo imparato in questo periodo è che gli imprenditori vengono in India, ma come in altri paesi, e non conoscono perfettamente l'ambiente socioculturale e economico del paese dove vorrebbero investire o comunque iniziare un'attività di esportazione. La banca, con un ufficio di rappresentanza, non abbiamo grandi possibilità di finanziamenti, cioè non siamo uno sportello, ma che cosa abbiamo come asset? L'asset più importante è la conoscenza del mercato, le relazioni che abbiamo intrecciato in questi lunghi anni con il mercato locale, con le banche. Credo che i colleghi indiani possano confermare che la relazione è la base per costruire un rapporto in India. Quindi posso confermare che parlo del nostro ufficio, ha come missione principale quella di accompagnare e supportare gli imprenditori nella conoscenza del mercato, nell'introduzione eventualmente del mondo finanziario locale, che è molto complesso perché lo stato della finanza in India, le banche sono in buona salute, però il credito è difficile anche in India, quindi chi si trova ad investire in quel paese lì deve per forza di cose conoscere, a prescindere dai vari aspetti legali per la costituzione di una società, i vari costi, poi deve presentarsi al mondo della finanza per ottenere credito. Questa non è una situazione molto facile, nonostante il paese sia molto liquido, ma il credito non è, voglio dire, di facile accesso. Quindi noi possiamo supportare gli investitori che vogliono
investire in India, nella presentazione alle banche locali, che è molto importante perché un'azienda straniera che si presenta in un continente ovviamente è importantissimo che venga considerata come supportata da un istituto finanziario che è presente sulla piazza. Poi eventualmente, voglio dire, come servizi che forniamo alla clientela, servizi di consulenza in occasione delle fiere. Uno degli aspetti, voglio dire, da non dimenticare nel nostro lavoro quotidiano è quello del supporto tecnico-commerciale. Il mio staff è formato evidentemente da personale locale che parla la lingua locale, quindi anche in occasione di meeting che si dovessero tenere in India, a Mumbai, dove abbiamo l'ufficio, c'è la disponibilità del nostro personale ad assistere, voglio dire, certamente l'inglese è una lingua molto parlata, ma come quando noi parliamo in italiano e loro si parlano in hindi o nella lingua del paese, voglio dire della regione, è molto più facile, apre molto più porte che non, voglio dire, una lingua differente. Grazie. Allora, fondamentale la conoscenza della cultura, della società, del mercato. Andrea Goldstein, lei prima diceva che in questi paesi c'è una grande trasformazione, le riforme che sono messe in atto, ma anche problemi di governance, ha parlato di corruzione. Ecco, allora, da una parte gli imprenditori devono sviluppare una grandissima conoscenza della cultura, della società di questi paesi, dall'altra parte ci sono invece degli elementi che disturbano, tra virgolette. Quanto pesano questi elementi nell'approccio economico che un imprenditore italiano può avere in questi paesi? Intanto sono problemi comunque comuni al fare business in generale, non vorrei essere frainteso, sono problemi gravi, sono problemi che sollevano l'inquietudine soprattutto, come dicevo, della classe media, dei ceti indiani o brasiliani o russi e cinesi, quindi è un problema che soprattutto affetta chi vive in questi paesi. Sono problemi poi comuni, sappiamo che fare business a livello internazionale vuol dire entrare in contesti in cui le imprese straniere, siano esse italiane o di altri paesi, sono in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti locali, e questo vale per i mercati emergenti ma vale anche per i mercati più consolidati. Ci sono per parlare specificatamente del problema della corruzione a livello internazionale, ci sono degli strumenti internazionali che, tra cui la Convenzione dell'OCSE in particolare, che è proprio uno strumento che per i paesi OCSE e per alcuni paesi non OCSE, tra cui il Brasile, rende un reato pagare le bustarelle essenzialmente a funzionari pubblici in un paese straniero, quindi proprio per lottare contro questo flagello che è la corruzione a livello internazionale. Sono strumenti, poi c'è una convenzione delle Nazioni Unite a cui invece aderiscono tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, quindi non soltanto i paesi occidentali e alcuni, appunto, come dicevo, come il Brasile o Sudafrica, per questo nel caso dell'OCSE. C'è una discussione internazionale in atto. Io penso che dal punto di vista delle imprese è importante essere a conoscenza degli strumenti, anche perché appunto non ci si vuole poi trovare in una situazione di compiere un reato per ignoranza, che come sappiamo non è mai una giustificazione, ma è importante soprattutto perché dà la possibilità alle imprese, attraverso le associazioni di categorie, tutte quelle diverse che ci sono, di influenzare la posizione che poi un paese, in questo caso di nuovo l'Italia, ma questo vale per l'India o il Brasile, assume poi nelle discussioni intergovernative a livello internazionale. Di nuovo, io penso che sia importante costruire una logica di sistema paese in tutte le diverse accezioni. Questo vale ovviamente nello stimolo degli investimenti esteri, dell'esportazione, della penetrazione dei mercati locali, vale anche su questioni un po' più soft, se vogliamo, che sono quelle legate alla definizione delle regole del gioco a livello internazionale. E alla luce della crisi, alla luce delle trasformazioni degli ultimi anni, sappiamo come la maniera in cui le regole
del gioco a livello internazionale vengono decise e poi vengono implementate, messe in atto, è cambiato in maniera drammatica, perché siamo passati da un G7 che era appunto costituito soltanto dai paesi occidentali, all'allargamento del G7 alla Russia e poi al G20. Il G20 è un passo, una trasformazione enorme nella maniera in cui le regole di nuovo vengono decise, dettate e messe in atto e poi vengono sorvegliate. E di nuovo è importante, penso, per le imprese essere a conoscenza dei meccanismi che portano poi alla definizione di queste regole. Penso che è evidente agli occhi di tutti, leggendo il giornale oggi o ascoltando la televisione ieri, come la richiesta da parte del Fondo Monetario del G20, quindi non soltanto da parte dei nostri partner tradizionali occidentali, ma anche da paesi come l'India, la Cina, il Brasile e tutto il resto, di metterci in qualche maniera sotto sorveglianza attraverso il Fondo Monetario, voglia dire che bisogna essere coscienti di tutte le implicazioni di questa trasformazione e quindi conoscere meglio questi paesi per sapere poi anche meglio come questi paesi ci vogliono, quali comportamenti questi paesi ci aspettano anche dall'Italia, e questo vale per tutti i paesi occidentali, ma vale in particolare l'Italia in questo momento così importante. E da questo punto di vista, se mi permettete, visto che sono stato forse quello che più sono rimasto sui miei tempi, volevo fare alcune considerazioni su quello che è stato detto, su questo tema appunto specifico della governance e di capire meglio cosa si aspettano poi questi paesi da noi. Una cosa che penso dovrebbe suscitare un po' la preoccupazione di tutti è che negli ultimi anni, dopo la stagione tra il 2006 e il 2007 in cui il Presidente del Consiglio dell'epoca era andato a visitare tutti questi BRIC, ahimè l'attenzione che l'Italia dà ai BRIC è un po' scemata, il che è paradossale perché invece i BRIC sono diventati molto più importanti. Sappiamo che in India sono anni che non ci va, appunto da quando c'è andato il Presidente Prodi nel 2008, sono anni che non ci va nessuno. È vero che, come diceva prima l'amico Bering, alcuni anni fa è andato il Presidente del Consiglio, ma è stata una visita molto veloce, mentre la visita in Brasile, mentre la visita per esempio Sarkozy c'è andato 3 volte durante l'anno della Francia in Brasile, che ha preceduto l'anno dell'Italia in Brasile, cioè quest'anno in cui peraltro non c'è stata nessuna visita di Stato. Il caso poi cinese, insomma vi lascio guardare voi le statistiche delle visite dei Presidenti del Consiglio italiani negli ultimi anni in Cina, e penso che sia importante perché le imprese si attendono un sostegno, le grandi ma anche le piccole ovviamente si attendono un sostegno da parte del sistema politico che avviene a tutti i livelli. Di nuovo il problema dell'immagine dell'Italia è legato alla presenza di politici italiani che vanno, i ministri che vadano a visitare questi paesi per meglio conoscerli e per meglio presentare quello che l'Italia ha ad offrire. Un'altra considerazione è quella, e poi smetto, è sull'aspetto che invece non è stato affrontato in questa riunione così interessante, ci sono così tanti aspetti da affrontare. Uno che non è stato affrontato è un po' l'aspetto, il reverso della medaglia, cioè la presenza dei BRIC, in particolare del Brasile e dell'India di cui parliamo oggi, in Italia. Quindi di nuovo in questa logica di un sistema economico globale che sta cambiando così rapidamente, non sono soltanto le imprese italiane che esportano e cercano di investire sempre di più in questi mercati, ma sempre di più sono anche le imprese di questi paesi che cercano di internazionalizzarsi a loro volta. Ahimè, di nuovo, mi spiace continuare questa litania di brutte notizie, ma rispetto a paesi come l'Inghilterra o la Francia o la stessa Germania, in cui la presenza di imprese dei BRIC è sempre più evidente, l'Italia sconta ancora un certo ritardo. Sappiamo che l'Italia ha un ritardo nell'attrazione degli investimenti internazionali. La presenza adesso di questi nuovi investitori dovrebbe aprire delle nuove opportunità. Ci sono, tra l'altro, non lontano da qua, per esempio c'è un caso molto interessante che è quello della Haier nel settore degli elettrodomestici, che ha investito a Padova ed è un investimento molto interessante perché è sicuramente non c'è stato da parte loro nessun tipo di delocalizzazione, ovviamente, perché produrre un elettrodomestico in Italia costa molto di più che produrlo in Cina, ma in compenso ha permesso a queste imprese di acquisire
delle nuove competenze e di vendere poi in Cina i propri elettrodomestici fatti in Italia a un prezzo ben superiore a quello invece dei loro marchi locali, proprio perché, come si diceva prima, il Made in Italy è ancora una garanzia di qualità, di design, di affidabilità e tutto il resto. Penso che questa esperienza, ahimè, forse sono un po' ignorante io, ma temo che sia l'unica che mi viene in mente nel Triveneto di investimento importante da parte di imprese dei paesi emergenti. Ci sono qualche altro caso, ovviamente, per esempio c'è un caso interessante indiano, è la Bellora nel settore dell'abbigliamento di lusso del cotone, se non ero vicino a Varese. Sono casi interessanti perché sono imprese che erano decotte e che sono state salvate, non certo delocalizzate, ma salvate da investitori stranieri, in questo caso dei paesi emergenti. Sono sicuro che, come vedevo il collega della Banca Popolare di Verona che alzava il dito, ci sono degli altri, detto questo, anche se ce ne sono degli altri, non c'è nulla che si possa paragonare per esempio all'esperienza della Tata, che ormai il principale gruppo indiano, che ormai ha più dipendenti nel Regno Unito di quanti ne abbia in India. Stiamo parlando ovviamente di un caso molto preciso, come dicevano prima gli amici indiani. È ovvio che l'India per 300 anni è stata una colonia britannica, quindi i legami che l'India ha con il Regno Unito l'Italia non potrà mai averli, ma non bisogna, a mio avviso, limitarsi nelle ambizioni. Penso che un problema un po' dell'Italia negli ultimi anni sono le ambizioni che sono state un po' troppo modeste. Il caso del Brasile è importante perché, nella stessa logica per cui le imprese italiane vanno in Brasile perché si chiamano tutti Furlan, Furlanetto e via di questo passo, è probabile che per le imprese brasiliane che vogliano installarsi in Europa il mercato, l'Italia sia un paese dove ci sono potenzialmente molte opportunità, e quindi dovrebbe esserci uno sforzo, penso, da parte nostra di attrarre queste imprese non soltanto per produrre, ma soprattutto per svolgere in Italia le funzioni più nobili, se vogliamo, che sono legate alle sedi, i quartieri generali, le funzioni corporate, la finanza, la protezione per esempio della proprietà intellettuale, che è un aneddoto interessante. Ci sono due imprese brasiliane, poi finisco veramente, due imprese brasiliane nelle calzature che negli ultimi mesi hanno avuto dei problemi, tra virgolette, sul marchio, anzi sul design in questo caso, la tutela del proprio prodotto. Una è un'impresa che è stata accusata da un concorrente, il famoso Christian Louboutin, di avere copiato la suola colorata. Quindi è stata accusata sia questa impresa brasiliana che, come sapete, Yves Saint Laurent. Quindi nulla di strano, sappiamo o sospettiamo che le imprese dei paesi emergenti ogni tanto copiano, come copiavamo noi in passato. Ma la cosa interessante è che c'è un'altra impresa, sempre nel settore calzaturiero, che invece ha trovato che il proprio prodotto era stato copiato da Macy's, il famoso grande magazzino americano. Quindi di nuovo sono cose che erano inimmaginabili 5 anni fa, l'idea che fossero delle imprese dei paesi occidentali a copiare i prodotti dei paesi emergenti. Però sono cose di cui dobbiamo abituarci e per cui di nuovo l'Italia potrebbe cercare di avere una strategia per attrarre i quartieri generali delle grandi imprese dei paesi emergenti, in particolare i BRIC, ma questo può valere anche per la Turchia o per i paesi dell'est. Grazie. Quello dell'attrazione degli investimenti esteri è veramente uno storico problema. Adesso il nord-est è tenuto sotto osservazione, ad esempio, dai fondi o dalle aziende cinesi che stanno cercando di individuare aziende appetibili. Però l'altro storico problema è quello della mancanza di un sistema Italia, che è una cosa di cui si parlava peraltro proprio l'anno scorso in questo consesso a proposito della Cina, no? La Merkel va in Cina una volta ogni 6 mesi e alla fine poi i cinesi usano le automobili tedesche. Allora io giro questa questione a Ceroni perché mi pare molto interessante sentire sì, e poi faccio aggiungere qualcosa a lei. Finisco la domanda. Questo aspetto interessante della mancanza del sistema Italia. Le imprese italiane non possono più andare all'estero da sole, ci vuole un sistema Italia che è palese, manca da anni oramai. Allora, prima volevo aggiungere qualcosa, prego, e poi Ceroni. Sì, volevo aggiungere, volevo collegarmi alla considerazione sugli investimenti, diciamo, parlo dell'India in Italia e volevo anche, sono giusto rientrato ieri dalla
dalla missione imprenditoriale di sistema ad Elia Cennai, capitanata da Confindustria e dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nei vari incontri che si sono tenuti ufficiali, protocollari ad Elia e Cennai, si sono susseguiti in seguito gli incontri B2B tra gli imprenditori italiani e quelli indiani. Noi avevamo uno stand e siamo stati approcciati da parecchi imprenditori indiani che sono interessati al mercato Italia. Il problema qual è? Uno dei principali, che gli imprenditori indiani sono interessati, ma sono spaventatissimi dalla burocrazia italiana, che assomiglia molto alla burocrazia indiana. Quindi non si sentono, anzi non hanno in effetti dei punti di riferimento in Italia. Mentre negli altri paesi esistono delle organizzazioni, delle associazioni che si interessano di mettere in contatto e di favorire lo scambio di informazioni tra un paese e l'altro, in Italia in effetti manca questo collegamento. Quindi le associazioni di categoria, per esempio, mi rivolgo, così faccio un appello generale anche a Confindustria e comunque alle confederazioni di categoria, di interessarsi di questo argomento, perché non dimentichiamo gli indiani in questo momento, l'India e la Cina, a parte parlo dell'India ovviamente, le imprese ricche e capitalizzate ce ne sono tantissime e sarebbero molto interessate, a parte il discorso del Made in Italy, ma è il know-how, la tecnologia che interessa gli indiani. Quindi noi siamo un paese che tecnologicamente è molto avanzato e potremmo veramente ottenere come sistema, a livello sistemico, degli ottimi risultati se riuscissimo poi ad avere questo tipo di collaborazioni, snellendo la burocrazia e favorendo, come ha fatto l'India d'altronde per gli investimenti diretti, modificare la struttura legislativa e rendere molto più semplice l'entrata nel paese. Per quanto riguarda poi il discorso della mancanza della presenza in India di missioni ufficiali dei primi ministri, comunque della politica, voglio dire, importante, questo è un tema che è stato affrontato anche in sede di apertura dei lavori a Nuova Delhi dal ministro Sharma, che è stato nominato precedentemente, che ha invitato diciamo quasi ufficialmente il nostro primo ministro, o comunque l'entourage più alto, a far visita al paese, perché in effetti gli indiani sono, diciamo, molto sensibili al protocollo e all'attenzione internazionale. Scusate, mi sono introdotto. Prego, volevo sentire Ceroni anche su questo punto. Grazie mille per la domanda e grazie al dottor Pugliero che anche in parte ha risposto e ha detto quello che volevo arrivare a dire io. Aggiungo solo una cosa: è vero, purtroppo è sempre difficile fare il sistema Italia è sempre difficile che riesca a presentarsi come tale in giro per il mondo, mentre invece il grande credito che l'Italia ha in giro per il mondo è grazie soprattutto alle piccole e medie imprese, alle grandi aziende che sempre più si contraddistinguono e hanno effettivamente permesso di affermare il cosiddetto Made in Italy allargato, come lo chiamiamo noi la Camera di Commercio brasiliano, non solo il Made in Italy nel senso del design, ma anche proprio dell'arte e del saper fare qualche cosa che magari altrove devono ancora imparare a fare. Il sistema delle Camere di Commercio miste è un po' un tentativo, una risposta di fare il sistema, perché in effetti Union Camere ha in qualche maniera incentivato lo sviluppo, l'insediamento delle camere di commercio italo-indiana, italo-cinese, italo-brasiliana, sia in Italia che anche, diciamo, nei paesi stranieri di destinazione. Purtroppo il peso della burocrazia diventa sempre un qualche cosa che deve essere messo in conto e devo dire, nonostante i proclami che noi ci troviamo a ogni tanto sentire, in realtà quello a cui assistiamo va nella direzione assolutamente opposta. Aggiungo una cosa:
La nostra Camera di Commercio per statuto ha rinunciato ai finanziamenti pubblici, le altre Camere di Commercio non hanno rinunciato ai finanziamenti pubblici ma gli sono semplicemente stati tagliati, quindi se questa era una risposta per cercare di fare in qualche maniera sistema e dare un segnale del sistema Italia, questo sicuramente non va nella direzione che tutti auspicavamo e volevamo. Ecco. Grazie. Grazie. Allora, io ho un altro paio di domande per Behring e Prakash, però volevo verificare se dalla platea c'è qualche considerazione o qualche domanda per i nostri ospiti. Prego. Sono Poletto, sono qui a rappresentare la Pietro Fiorentini. La Pietro Fiorentini si interessa di gas, trasporto e distribuzione. Avrei due domande da fare. Uno al rappresentante brasiliano e uno a un rappresentante indiano. Per il Brasile noi abbiamo un'esperienza molto particolare per quanto riguarda la proprietà industriale. Un brevetto che ci sta dando grandi soddisfazioni anche al di fuori della comunità europea. In Brasile non riusciamo ad ottenerlo. Questo brevetto è quasi a metà della sua vita. Noi abbiamo pensato tante cose. Il risultato che abbiamo per il momento consolidato è che il Brasile, da un punto di vista dei brevetti, al momento ci interessa abbastanza poco, soprattutto se si intende fare un brevetto come strumento di immagine da giocarsi sul mercato. Per quanto riguarda l'India, lì abbiamo un'esperienza leggermente diversa. Lì notiamo che per il fatto che il settore gas europeo è da un punto di vista del prestigio e della qualità e delle soluzioni tecnologiche al top, perché non c'è tecnologia americana, non c'è tecnologia giapponese che supera quella europea, noi constatiamo che anche il mondo del gas indiano sta guardando l'Europa e lì purtroppo riscontriamo delle anomalie. In effetti troviamo sul mercato, parlo sempre del settore gas, se è troppo particolare potete fare a meno di rispondere, troviamo delle certificazioni fasulle, fatte in maniera fasulla ad arte, fatte da enti che fanno parte di gruppi europei. Tanto per sfatare una posizione oppure una valutazione comune, questi enti non sono stati nominati dall'autorità italiana, sono stati nominati da autorità al di fuori di quella italiana. Tant'è che con queste certificazioni fasulle noi come associazione nazionale nel mondo del gas stiamo pensando di fare un intervento presso le autorità ministeriali di questi paesi all'interno della comunità europea. E la domanda è: ma nel mondo dell'India, nel mondo del gas, ma questa abitudine di, come dire, di falsificare le carte, quanto è diffusa? Yes. We have a problem in Brazil concerning the Brazilian Patent Office. Patent is yours. We have a tremendous backlog concerning the examination of patent. For example, in Brazil at the moment, a PTO to approve, to grant a patent, the term is 10 years. At least 10 years, I would say between 8 and 12 years. It's incredible, but it's true. But for example, if you have a product patent filed in Brazil and the third party use or try to use the product, when the patent is granted, you can present a lawsuit retroactive to the date of the presentation of the patent at the Brazilian Patent Office. But at the moment, the PTO, to the president, the new president, Mr. Jorge Avila, is trying to reduce the backlog. The plans of the PTO is maybe, I would say, in 2 years to reduce between filed and granted patent
between 4 and 5 years. It's not a dream. It's a project, concrete project of the Brazilian Patent Office with the support of the authorities in Brasilia, our capital. Maybe could be a good news. But today, you're right, it's incredible. 10 years is enough. It's incredible. In quest'ambito rientra la questione di cui parlava lei prima, cioè il risarcimento delle royalties. Concerning royalties, for example, if your licensor license a Brazilian company or a subsidiary in Brazil, a patent only filed, for example, filed this year, 2011, you can present an agreement at the Brazilian Patent Office indicating that the patent is only filed. When the patent is granted in 5, 10, or 20 years, you can ask the PTO to remit the royalties retroactive to the date of the presentation of the agreement at the Brazilian Patent Office. It's a very interesting country as far as India is concerned. And every country in the world would be having one patent office. India is unique. It has 4 patent offices. So this is a trade secret I'm sharing with you. If you say there is a backlog in India, I could give you a trade secret. Don't file it in Mumbai. File your patent application in Chennai or Kolkata or New Delhi. So depending upon where you are filing it, you could get an early patent. We don't have a backlog. At present, on an average, between 2 to 3 years, a patent gets granted in India. But there are certain offices where there could be delay. But as yet, between 2 to 3 years, you get a patent in India. The second answer I wanted to share with you, which I don't know is happening in Brazil or not, we have a provision in India that after you have filed your patent application for your technology, which is, for example, gas, after 18 months of your Italian priority date, your basic application, I'm assuming, is from Italy. So after 18 months from the date of your Italian application, in India, your application gets published. Published means it's available for the Indian public. And your protection, as far as your invention is concerned, starts from the date of publication. So even though your patent is pending for another 1 or 2 years, your protection has begun. So once your patent is granted, at least in India, and you find that somebody is infringing or copying your patent, you can sue him and claim damages because your patent was published and even then the infringer went ahead and copied your patent. So there is a provisional protection in India the moment your patent gets published and is in the process of being granted. As far as your question about certification, I'll let Mr. Gyan Prakash answer. Well, as far as wrong certification, it depends what is the, the information you have submitted. It is purely what is the information being submitted by individual companies. The certification is based on that. The statement of the purpose which is being submitted or the objectives of the company, generally certifications are done on that basis. It's a fact that whenever any certification is done, you have to file your purpose of business, and as per the business, you have to have your memorandum of association and article of association for registration of your company. So that is the thing where from the purpose of the entire business doing is issued. So from, if you submit rightly, you get the certification rightly. That is my view. And if certain things are there from the legal point of view, you may have to look at it from your papers, what has been submitted. Scusate, io vorrei tornare al tema principale per cui siamo venuti qua, il trasferimento di tecnologie, quindi trasferimento in altri paesi, nel caso specifico nostro Sud America, di idee, disegni, file e tutto ciò che serve per costruire delle cose. Sto parlando del Sud America pensando poi di vendere negli Stati Uniti.
dove abbiamo dei canali. Allora la domanda era questa, è logico o ha un senso registrare in Italia proprietà intellettuale e poi farla riconoscere in altri paesi? Oppure bisogna comunque fare in ogni paese in cui andiamo una procedura da zero? Noi abbiamo questo problema oggi, in realtà andremo con alcuni nostri oggetti a fare un'esposizione a Miami, ma siamo profondamente convinti che il giorno dopo qualcuno che non è qui per fortuna, ma cinesi, per dirlo in parole povere, ci copieranno le cose. Perché? Perché sono idee originali, sono idee belle, sono cose piacevoli. Sicuramente i cinesi che spiano dappertutto ci copieranno delle cose. Allora, vorremmo proteggersi il back. Posso rispondere io se ho capito bene la domanda? Praticamente voi andate a Miami, dobbiamo proteggersi prima in Italia oppure no? Altrimenti poi ci copiano eccetera eccetera. Sì, ho capito. Però il discorso è questo, che la protezione in America o dovunque si vada eccetera, soprattutto per il design deve essere nuovo in assoluto. Sì, allora, se... no, non c'è la novità cosiddetta relativa, c'è la novità assoluta. Sì, sì. Allora, in questo caso conviene depositare una domanda italiana perché si hanno 6 mesi di protezione e quindi lei può andare a Miami, può andare di qua di là, poi vedere quello che succede e il design che va bene lo trasferisce negli Stati Uniti, in Brasile, eccetera, eccetera. Questo è un po'... Marco Rossi, Zytex, noi ci occupiamo di prodotti chimici. La domanda è per il signor Vadera e il signor Prakash. Noi stiamo valutando i progetti in India da cui già compriamo molte materie prime per andare lì a produrre o a vendere, diciamo, i nostri prodotti. Tutte le multinazionali del nostro settore hanno avuto grossi problemi perché al di fuori dei prodotti, diciamo, che sono protetti da patent, tutto il resto della conoscenza in India scorre fuori molto velocemente dall'azienda. Cosa vuol dire? Che se c'è un prodotto brevettato, sì, si difende, nessuno discute, però nel momento in cui c'è soltanto un prodotto di base, come faceva un esempio prima il signor Tonelli, non so, delle trombe, che non hanno una brevettualità dietro che possa proteggerle, c'è un problema di legarsi al personale, perché nel momento in cui il personale va a conoscenza di tutto il processo ideale per fare il prodotto di qualità, anche, cioè io magari non posso non avere un prodotto brevettato, però viene fatto in modo particolarmente adatto alla sua funzione proprio perché c'è un processo ideale dietro. Ecco, come ci si fa a proteggere rispetto al movimento del personale con conoscenze tecnologiche? Perché noi abbiamo visto l'esperienza, per esempio, qui anche nella nostra zona, di un'azienda indiana che ha comprato un'azienda italiana e in poco tempo ha portato via tutto il know-how e l'azienda adesso è vuota. Quindi il know-how sicuramente interessa. Noi andare a dire facciamo un impianto in India e nel giro di 3 anni trovarci un altro impianto gemello davanti e facciamo le stesse cose fa un po' paura. The first and the most important thing that has to be kept in mind is that besides patents, there is no protection in India for undisclosed information or trade secrets. You have to be very careful. There is no protection in India for trade secrets and undisclosed information, which is your area, which you are talking, and this is the problem area. The most and the foremost thing that has to be done is to have a very good employer-employee agreement. The first and the foremost thing. If you have a very strong agreement, and in that agreement you bind the employee to a set number of years till you believe your technology is going to be not going to be obsolete, and thereafter release him from his binding, you will be secured. The same situation you talk about, my Japanese clients have in India. So the art here is to draft a very good agreement which your HR department, human resources department, or your lawyer has to draft, which binds the employee for a set number of years
and it is also known as non-compete agreement, where your employee, if he leaves after 5 years, this agreement prevents him to share that information or that particular undisclosed information which he has received during his term of employment. In India, you are also allowed to attach permanent assets of that employee. For example, if that employee, who is a very good employee when he is working, has a house, has a commercial establishment with him, you can attach that to that agreement, so that if he jumps the agreement of the non-disclosure agreement or non-compete agreement, the courts have every right to attach that, to sell that property and give the damages to the original employer who was having that particular technology and which has been misappropriated by the employee. I think rightly said, the very important and pertinent is that how the drafting of an agreements between the two have been done and how protective and limited or unlimited scope of sharing the information is there. And that's very, very pertinent for any investors from any part of the world, whether it is India or otherwise. It remains from Indians also when they come for investments in other parts of the world. This happens. So this is a very, very important and depends on what highly, the technical side, which is very, very vulnerable for you, need to be looked at before going for signing of an agreement. Grazie. Altre domande, considerazioni? Questo è un aspetto veramente molto importante. Se non c'è nessun'altra domanda, io chiudo qui la tavola rotonda, ringrazio i nostri ospiti che, come avete sentito, sono a disposizione poi per le vostre delucidazioni. Grazie a voi per essere rimasti qui.